Suona e tace. Perché c'è il fondo di Darth in spada? Adesso, cari amici, un brano che parla di un mito da sfatare, e cioè il fatto che nei brani di death metal ci sarebbero delle frasi contenenti messaggi satanici. Chiamerei sul palco un grande amico di Emilio Aristotelese, Mangoni, che interpreterà l'appassionato di death metal. Mangoni, vestito alla moda, non alla moda di quest'anno, alla moda dell'anno scorso per spendere meno. Alla cazzo di cane! Delle scorsesi. Lascia di perdere, sono inviati. Alla cazzo di cane! No, ma lui è veramente inattaccabile. A buono! Pantaloni del mercato. Le bretelle mi piacciono. In camicia di Crizia. Nel senso che era di Crizia proprio lei. E scarpe Teppa. Teppa Sport sono gli ultimi esemplari esistenti in Italia come le Polaroid. Adesso Mangoni si siederà al tavolo. Maestri, iniziate pure il brano. Andiamo a giocare al ricordo. Io sì. Sono un po' troppo potteggiati per me, meglio gli absurdi che insieme del tempo malati, ma dove farmi piangere tanta rossi, massacri di splendenti, tombe di festivals e rigor mortis, certo che sei gente che ascolta il primo dei mostruosi, ti accorgi che ha preso tutto dai sarcosi. Ti accorgi che sono quei nuovi tristi e malisti, inevitabili, inevitabili, dislocation, ma più limitati sono sempre dei barrers. You don't know! Sbaglio! Fucilio con molla, come cazzo è? Lancia con molla. È la spada di Star Wars. Forse sei con te. Ascoltando all'incontrario del metà, scopriranno dei messaggi che ascoltate all'incontrario. Sono la verità che avevi prima di tirare. Quando invece capovolgi una canzone vecchia, lo dico in uno stile vero, e poi con il suona ventata, di ottimismo viva dall'incontrario.
Sei immaturo, ma vai a quel paese. Sei insopportabile, datti una calmata. Quindi Basta con gli accusi di fantastici decretati, l'amica di tensione di leggera quantità, il messaggio di contrario ha un effetto straordinario, se lo scopri il contrario resta uguale. resta qua. Qui dentro fuori ci sono il sapore che si scende fuori. E sempre flash mi pare cantare sepoltura. Certo però Certo è vero che brutta è partita più stimoli dei cataclismi, luce interiore del cadavere divino, now e pessimiste degli Urgrub tutti insieme. Viva gli Urgrub! concluderò la letterina che scrive La letterina che scrivo mi sto, poi spamerò spamerò. con un compito in cose vere. Ora però vi lascio perché suicidando mi sto. Voi perdonatevi, ma ricordatevi, buonato scontato, a lasciare guai che caccia. Cucù, chi altro? Renato Tinca, Piero Tinacca. Piero Tinacca. Confo! Giulina.